È un autentico exploit del turismo, quello registrato nel 2023 in Veneto. Con quasi 72 milioni di presenze, la regione si conferma la prima meta in Italia. Le percentuali sono in aumento in tutte le province, soprattutto a Treviso e Belluno, ma nonostante l'impegno di Palazzo Balbi per una diversificazione dei flussi, i grossi numeri si concentrano come sempre lungo tre direttive: le spiagge della provincia di Venezia, il lago di Garda e la città di Venezia. Tanto da porre ancora una volta, in quest'ultimo caso, la necessità di una gestione delle decine di milioni di passaggi che attraversano ogni anno la città. Il tema della regolamentazione dei flussi su Venezia è un tema che compete al Comune e quindi ho il massimo rispetto del lavoro del Sindaco Brugnaro. Io dico una cosa però, che è fondamentale capire che Venezia è un museo open air e come accade in qualsiasi museo del mondo, tutto deve essere giustamente pianificato a salvaguardia delle opere d'arte. A Venezia l'opera d'arte è ovviamente sotto le stelle e sotto il cielo e quindi abbiamo ancora una responsabilità in più. Non stiamo proteggendo la Gioconda che ha tre livelli di protezione all'interno del Louvre. Qui siamo veramente, esponiamo le nostre opere d'arte all'aggressione molto spesso anche di chi magari non si rende conto di dov'è. Se il dibattito è aperto sul contributo d'accesso, altro tema è quello che ha diviso l'amministrazione comunale da Save sull'aumento di 2,5 euro della tassa d'imbarco all'aeroporto Marco Polo. Per il 2023 deve essere onesto e dire che se guardiamo i dati tutti e tre gli aeroporti del sistema aeroportuale sono cresciuti. Però è anche vero che molte compagnie aeree stanno spostando la loro base, soprattutto le low cost, quindi EasyJet, Ryanair. Di conseguenza noi questo allarme lo lanciamo, cioè che insomma, chiediamo che la tassa d'imbarco rimanga una tassa d'imbarco limitata. Che si tolga l'aumento. Eh sì. Noi speriamo, io capisco che Venezia ha un proprio ragionamento, ma Venezia sta facendo il ragionamento su Venezia. Noi diciamo che gli aeroporti servono a tutta la regione e non soltanto a Venezia.